Quale migliore occasione dei 400.000 partecipanti al raduno nazionale degli alpini per far conoscere il territorio trevigiano e i suoi prodotti? In occasione della Dunata del Piave, ecco allora la bag dei sapori del Piave, una borsa kit con all'interno alcune specialità tipiche, un salume o un pezzo di formaggio, una confezione di grissini o di biscotti e una bottiglia di raboso. Non Prosecco, che già non ha bisogno di promozione, spiegano gli organizzatori. Il Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso ne distribuirà fino a 10.000 durante la Dunata nel suo stand davanti a Palazzo Giacomelli. Con l'occasione di 400-500 mila persone non potevamo che dare loro qualcosa che ci potesse ricordare. E due sono i messaggi fondamentalmente. I prodotti tipici, per cui quello che è contenuto in questo bags è un messaggio da scaricare attraverso un'app che dà l'immagine completa del nostro territorio. E sono due prodotti che non delocalizzano, per cui due prodotti perfetti per fare promozione turistica. Ma quella che all'apparenza è una semplice borsa nasconde un risvolto tecnologico, vera novità dell'iniziativa, come spiega Manlio Reffo della società Bags for Dreams. Questo è uno shopper tecnologico perché raggruppa in sé la visibilità cartacea, web e social in un unico strumento. Come funziona? Io attivo l'applicazione Bags for Dreams che si scarica gratuitamente negli Apple Store e Google Play e inquadro il logo degli alpini in questo caso e vedo un video. Questo è l'inno della Dunata Nazionale degli Alpini. Vedete qua ci sono 4 tasti, mail, sito internet, Facebook degli Alpini e una quarta pagina che porta nel portale Bags for Dreams che ha come obiettivo quello di convogliare più aziende in uno stesso portale per creare co-marketing. In questo caso noi vediamo tutte le aziende che fanno parte, che hanno sponsorizzato, che hanno promosso questo evento e cliccando ciascuno di questi loghi io entro direttamente nel loro sito. Analogamente sul retro del sacchetto c'è il logo di Marca Treviso, puntando il quale esce il video di Marca Treviso. Cosa interessante è che io posso trovare questi loghi nella città di Treviso e puntando i quali in ogni sede, in ogni circostanza si attiverà il video. Il video della canzone della Dunata, tra l'altro, è stato realizzato in esclusiva proprio da Radio Veneto 1. La scelta di abbinare le eccellenze enogastronomiche ad una manifestazione come il raduno alpino è vincente, secondo Federico Caner, assessore regionale al turismo. I dati regionali, statistici ci dimostrano questo. Il turista, soprattutto il turista straniero, quest'anno ha speso molto da questo punto di vista, nel senso che le città turistiche e l'enogastronomia ha avuto una crescita della spesa turistica del 9% nel nostro territorio. Quindi significa che abbinare turismo a percorsi culturali sul territorio, all'enogastronomia, a tutto ciò che è cultura, tradizione del territorio, dà quella possibilità di creare un'esperienza sul territorio che è esattamente ciò che il turista cerca quando viene da noi. Quindi sposare prodotti tipici a avvenimenti importanti come la Dunata degli Alpini significa portare conoscenza di ciò che c'è in questa regione e in particolare nella Marca trevigiana in Italia e anche all'estero. Le Adunata Bags saranno in vendita a 25 euro. Coperte le spese, tutto il restante ricavato sarà devoluto alle sezioni trevigiane dell'Associazione Nazionale Alpini.